Ai microfoni di Radio Cittadella abbiamo Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, amico di Radio Cittadella, ogni tanto lo Ben disturbiamo. ritrovata Marina, ben ritrovati tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Partiamo ovviamente da stasera, si parla del tema della pace, sembra sempre più lontana, in qualche modo però Avvenire si sta battendo anche per cercare insomma di riportare anche la questione su toni meno gravi. Certo, quello che può fare la stampa, qual è, direttore? Fino a che punto possiamo arrivare e qual è l'idea che si è fatto anche alla luce delle corrispondenze, insomma, di Nello Scavo? Di Nello, di Giacomo Gambassi, di Lucia Capuzzi, di tutti coloro che continuano a raccontare sul giornale quello che accade, dove noi non nascondiamo nulla della gravità della guerra, le atrocità che vengono commesse, bisogna che si veda fino in fondo quello che sta accadendo e si capisca che deve finire, perché è così accorato l'appello del Papa, è così pressante la sensazione di ingiustizia che sta crescendo in larghi strati della popolazione europea rispetto a quello che sta accadendo. Se sento un dovere in questo tempo è di far sì che nessuno si senta solo di fronte alla mole massiccia di questo mostro atroce, di questo Moloch che torna a divorare i figli anche del nostro continente, perché non ha mai smesso di massacrare gli altri, e che ognuno ha un pezzetto di responsabilità e un pezzetto della soluzione, visto che dall'alto, continuo a ripetere, da quelli che hanno responsabilità politiche non viene la svolta, che salga dal basso una spinta forte. Per questo sosteniamo l'opposizione in Russia, per questo diamo voce a quelli che non hanno voce nei nostri paesi, in particolare in Italia, perché questa speranza non deve finire ed è una speranza realistica, che parte dal no all'atrocità della guerra. Il tema delle migrazioni, oggi il Consiglio dei Ministri a Cutro, Avvenire da tempo si occupa di questo argomento, anche con denunce molto forti che hanno squarciato il velo anche sugli accordi, sappiamo Italia-Libia e tanto altro. Che idea si è fatto, direttore? Secondo lei questo pugno duro in questo momento può servire davvero ad aprire all'Europa gli occhi verso un aiuto, insomma, che arrivi all'Italia? Il pugno duro sono 13 anni che lo stiamo usando su questa vicenda con governi di diverso colore. Nessuno ha avuto il coraggio di cancellare sinistra e destra, i governi di centro-sinistra-destra, come li ho chiamati io più volte, le leggi ingiuste che ci sono e sono le prime alleate dei trafficanti di esseri umani, che hanno contribuito a creare il meccanismo per cui il movimento di persone sulla faccia della terra nel nostro mar Mediterraneo è diventato un movimento irregolare, qualcuno dice clandestino, ma l'umanità non è mai clandestina in qualunque parte della terra se non la costringono per l'ingiustizia o per la violenza. Io credo che, voglio dirla grossa, mi auguro, visto che c'è un governo a guida di destra, in questo momento di centrodestra a guida di destra in Italia, riescano a fare quello che non hanno saputo fare i governi a guida di sinistra in altri momenti e cambino queste regole, ma non per indurire il muso nei confronti di quelli che scappano dalle guerre, dalle privazioni, ma per impedire che continuino a finire in mano a quelli che li fanno morire nel Mediterraneo. Perché chi scappa dalle guerre, dalle persecuzioni e le persone che abbiamo visto morire davanti alle spiagge calabresi sono persone che scappano dall'Afghanistan, dalla Siria, persone che hanno diritto a essere accolte per la nostra legge, queste persone devono avere una strada che passa sopra il mare, non che si inabissa dentro il mare. PNRR, infrastrutture e capitale umano, soprattutto giovanile che resta qui. Lei su queste due cose preme tanto, dice il Sud per crescere ha bisogno di queste cose. Sì, di investimenti mirati, strutturali, che servano a garantire, sono un uomo di comunicazione, la parola accompagna il cammino delle persone e noi cristiani sappiamo cosa vuol dire, qual è la forza della comunicazione, di ciò che collega, non esiste verità senza la comunità che l'accoglie e che la rende carne, la continua a rendere carne. E questo vale anche in economia. La prima cosa, ogni volta che vengo a sud rimango colpito dalla fatica che si fa da nord, ad esempio, ad arrivare, ma soprattutto da sud con sud.
a viaggiare dentro il sud partendo da sud. Queste sono contraddizioni drammatiche, è una delle parti più belle del mondo, certamente un tesoro del nostro paese, non so con quale bacchetta magica rovesciata, io non ci credo alle bacchette magiche, credo al lavoro paziente, all'intelligenza, però diciamo non so con quale bacchetta magica rovesciata sono riusciti a trasformare i nostri punti di forza in un problema e questo è drammatico e chiaramente non hanno risposta politica e di visione. I fondi che arrivano dall'Europa in questo momento, che sono in parte anche a debito, non possono essere un altro gravame sulle generazioni future, del nord come del sud, devono diventare una forza per questa parte del paese senza la quale l'Italia non torna a camminare. Non dico a correre, ma a camminare decentemente. L'ultima domanda è su ex Ilva. Dall'esterno c'è un nuovo decreto legge, dall'esterno da chi è lontano, migliaia di chilometri da Taranto, qual è l'impressione? L'impressione è che si tiene ancora questa città e questa terra nel ricatto fra il lavoro che può venire a mancare e l'aria che diventa irrespirabile. Questa è una cosa profondamente ingiusta. Ecco, io non credo alle bacchette magiche, ho detto, se io l'avessi, e comunque il sogno che coltivo, è vedere una classe dirigente capace di far rifiorire Taranto nella sua bellezza, riconsegnando la sua vocazione storica di una capitale, di un'area ionica, straordinaria, mettere a frutto i suoi due mari rendendoli di nuovo entrambi vivi fino in fondo, consentendo alla sua gente di riscoprire anche le vocazioni degli antichi mestieri che sono stati abbandonati e trovando del lavoro manifatturiero in cui l'Italia è maestra con nicchie tecnologiche di altissimo livello che occupi il territorio senza devastarlo e senza invaderlo e rovinandolo. Cioè, lo so che è un sogno, però anche qui i sogni diventano politica nel momento in cui ci sono persone che li sanno far diventare pensieri lunghi, che si calano dentro la realtà. Questo è un compito per i cattolici, che i cattolici però possono condividere con altri, purché siano uomini e donne di buona volontà.